Bentornati a un nuovo appuntamento con l'edizione speciale di Radio Adige Verona Network sul coronavirus. Sesto decesso per il virus in Italia, si tratta di un ottantenne di Castiglione d'Adda risultato positivo al coronavirus. Giovedì scorso era stato portato dal 118 all'ospedale di Lodi per un infarto, stesso giorno in cui era arrivato il 38enne, primo paziente risultato positivo. Smentita invece dalla regione Lombardia la notizia sulla morte di una donna agli ospedali civili di Brescia. Sono salite 32 contro i 27 di stamane i casi confermati di coronavirus in Veneto alle 12 di oggi. Si tratta di 24 pazienti del cluster di Vo Euganeo, 4 casi di Milano e 4 casi a Venezia. I 5 nuovi casi rientrano nelle 3 aree già individuate. In particolare per quanto riguarda il focolaio di Vo Euganeo i pazienti ricoverati sono 10. Per il cluster che riguarda l'ospedale di Milano vi è un paziente ricoverato in terapia intensiva a Padova e 3 operatori sanitari non ricoverati. Per Venezia infine i pazienti ricoverati sono 3. Rigide misure per il contenimento del virus sono state applicate in Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Friuli-Venezia Giulia. L'ordinanza per il Veneto, firmata ieri sera dal ministro Speranza e dal presidente Zaia, ordina la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa, anche discoteche e locali notturni. Stop anche in musei e prescritta la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, aria e acqua. C'è fermento anche nel mondo sportivo dopo lo stop a tutti i campionati in Lombardia e Veneto. Il presidente del CONI Giovanni Malagò, interrogato sulle Olimpiadi di Tokyo, ha dichiarato per ora che il programma non cambia. Da chiarire invece la situazione per i mondiali di biathlon in programma il prossimo mese a Cortina. L'allarme coronavirus sta causando conseguenze anche sulle attività degli agriturismi veneti. Nell'ultimo fine settimana sono state molte infatti le disdette nella ristorazione e nell'ospitalità, soprattutto in provincia di Padova e di Venezia, ma anche in provincia di Verona i primi effetti dell'allarme cominciano a sentirsi. Ricordiamo infine che è attivo da ieri il numero verde della Regione Veneto 800 46 2340 per informare i cittadini. I tecnici della Regione precisano che le persone che temono di essere entrate in contatto con soggetti infetti ma che non hanno alcun sintomo, che presentano sintomi lievi, non devono chiamare il 118 e non devono recarsi in ospedale. Devono invece rivolgersi al numero verde che in base alle notizie riferite fornirà tutte le informazioni e le istruzioni sui comportamenti da adottare. Ripetiamo il numero verde della Regione Veneto 800 46 2340. E questa era l'ultima notizia. Radio Adige Verona Network torna tra un'ora.